senatore Endrizzi, il governo, uno dei primi provvedimenti del governo è proprio quello nel decreto dignità che tra le altre cose prevede una misura sulla lotta al gioco d'azzardo, in particolare sulla pubblicità. Ecco, lei si è occupato molto di questi temi, è molto significativo che il governo parta proprio da questo tema, che è a lei molto caro. Beh, qui è in ballo la visione che abbiamo di società. Il problema è gravissimo, servono misure urgenti. La più immediata è quella di togliere la continua stimolazione dei giovani, e soprattutto dei giovani, rispetto alle prospettive magiche di una vincita e di una svolta della vita che deriva non dall'impegno personale, ma da un jackpot. Questa è una emergenza. Una recente ricerca della Caritas Diocesana di Roma mette in evidenza come i ragazzi dai 13 ai 17 anni, sappiamo che è vietato giocare d'azzardo per i minorenni, bene, il 75% di loro conosce perfettamente il poker online, salendo ancora come percentuali si arriva alle scommesse, fino al 95% di ragazzini che conoscono perfettamente i gratta e vinci. Un ragazzo su due in questa fascia di età ha già iniziato ad azzardare e 1 su 3 nasconde ai genitori il fatto che lo fa o le somme effettivamente perse. Un ragazzino su 5 ha impatti negativi sulla resa scolastica, se non è un'emergenza questa, ed è soprattutto un'emergenza pedagogica. Quindi i messaggi pubblicitari che impattano sull'immaginario collettivo devono essere aboliti. Senta, dopo la lotta appunto alla pubblicità, quali potrebbero essere altri provvedimenti per contrastare il gioco d'azzardo? Ma questo è un intervento, come dicevo, sulla domanda, riduce la domanda di azzardo o quantomeno evita di incentivarla. È una misura che non ha pressoché impatto. A suo tempo, quando si adottò la stessa misura per le sigarette, nell'iter parlamentare fu messo in evidenza che non c'erano impatti per le finanze, quindi si può fare a costo zero. Successivamente noi dobbiamo avviare campagne di informazione, dobbiamo sensibilizzare i ragazzi sul fatto che la loro vita deve dipendere dalle loro qualità, dai loro talenti. È su questi che bisogna che loro e lo Stato stesso scommettano, non sulla sorte. Dopo gli interventi sulla domanda dobbiamo cominciare a sviluppare strumenti di controllo, strumenti di per esempio monitoraggio, come può essere l'adozione di un tesserino del giocatore, un tesserino con microchip, quindi con una parte elettronica e la fotografia che lo renda non cedibile. In questo microchip è possibile inserire dei limiti di spesa o di tempo passato davanti alle macchinette, per cui le persone vengono automaticamente aiutate a controllare l'impoverimento anche dal punto di vista psicologico e relazionale. Una ricerca di qualche anno fa della Consulta Nazionale Antiusura metteva in evidenza come si potessero stimare l'equivalente di 70 milioni di giornate lavorative passate dedicate all'azzardo in Italia. E dunque è un impoverimento complessivo della persona, della famiglia. Oltre al controllo, diciamo, del comportamento e a porre dei limiti all'impoverimento, dicevo, il tesserino consente di monitorare i flussi e dare ai magistrati eventualmente che indagassero dei dati importantissimi. E infine è una misura, diciamo, di prevenzione per quanto riguarda l'uso, o meglio il consumo illegale da parte dei minorenni. Avremo altre misure poi da considerare per sviluppare la capacità di controllo da parte delle forze dell'ordine su questo mercato che è largamente invaso dal malaffare, dalle mafie, da associazioni criminali, e non mi riferisco solo alle bische clandestine. Mi riferisco al fatto che ormai le mafie hanno penetrato il mercato legale, segno che questo è diventato solo una foglia di fico. Il teorema dei governi che ci hanno preceduto, per i quali l'esplosione del mercato legale doveva frenare le mafie, è palesemente smentito dalle relazioni della Commissione bicamerale antimafia, che hanno detto che anzi è aumentato il loro traffico d'affari.